Emanuele Gibilisco di Casa Pound è qui con noi, prego. Sì, oggi noi siamo andati a trovare il premier Matteo Renzi a Casarsa, nella tappa pordenonese di questo suo tour, treno che comunque è costato la bellezza di 400.000 euro, che secondo noi potevano essere spesi benissimo, magari per dare una mano alle famiglie di Amatrice e per altri scopi sicuramente che non siano questa scampagnata che è stata fatta. Noi siamo andati lì a Casarsa della Delizia per fargli delle domande, ma quando siamo arrivati lì ci siamo trovati davanti a una scena in cui davanti alla stazione potevano entrare esclusivamente gli aderenti al Partito Democratico e simpatizzanti, e invece tutti i cittadini italiani sono stati lasciati fuori. Noi volevamo chiedere all'ex premier, nonché leader del Partito Democratico, perché viene qui a parlare di agricoltura, va uscito a parlare di agricoltura, mentre vediamo sempre di più prodotti esteri sulle nostre tavole a discapito dei prodotti italiani. Troviamo come l'olio tunisino, a differenza delle arance spagnole, il grano ucraino, come l'accordo sul le CETA, uova. insomma, riassume Sì. un po' il tutto, no? Esatto. Poi volevamo chiedergli anche come mai in una nazione in cui ci sono 5 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà, in cui c'è una disoccupazione giovanile che supera il 40%, in cui ci sono 150.000 italiani che ogni anno lasciano la nazione per andare a cercare lavoro all'estero, in cui c'è un deficit di nascite a discapito delle morti, che sono 600.000, ci sono 400.000 nascite e basta, quindi sono 200.000 italiani in meno ogni anno. Volevamo chiedergli perché le priorità del Partito Democratico sono lo ius soli, salvare le banche, i 20 miliardi, sono continuare gli sbarchi, continuare a far arrivare questa gente, come vediamo negli ultimi periodi, gli sbarchi dalla Tunisia, dove ci sono anche molti jihadisti nel mezzo. Volevamo chiedergli come mai questo partito pensa a tutti meno che agli italiani, mentre noi di Casa Pound... Vi ha risposto? No, il problema è che questo Matteo Renzi non ha fatto altro che prendere la sua auto blu senza incontrare i cittadini ed è voluto andare via senza appunto incontrare il treno per parlare, e in realtà non ha incontrato gli italiani. Sì, non capisco anch'io questo treno, no? Il treno arriva per incontrare i cittadini, se poi trova la clac, no? E trova i soliti personaggi che quando arriva il boss sinceramente... Si svela sempre più all'ultimo le date, però non si fa mai trovare. Allora grazie a Gibilisco Casa Pound.